In Sardegna scatta l'emergenza sangue. Nonostante il lavoro proficuo portato avanti dall'Avis regionale e dalle sedi provinciali e comunali che tutto l'anno lavorano senza sosta, nel periodo estivo si manifesta ancora una volta una vera e propria emergenza. La sensibilizzazione certo è importante perché comunque è anche cultura, perché comunque sia in Sardegna sappiamo benissimo che noi non riusciamo a colmare quel gap che ci mancano, come detto prima, le 30.000 sacche. Però noi speriamo e siamo fiduciosi che i sardi, volenterosi come sono, si possa arrivare veramente, non dico all'autosufficienza, ma quasi. L'Avis regionale Sardegna, tra le tante iniziative, anche quest'anno ha stretto un'importante collaborazione con il Red Valley Festival. Per l'edizione 2025 il Red Blue Network estende il bacino d'utenza arrivando a coprire 8 province della regione Sardegna, tra cui quella del Medio Campidano e Carboni Iglesias, raggiungendo così in totale 12 città del territorio e istituendo 26 giornate dedicate, dal 1 luglio al 25 luglio. Diciamo che la nostra organizzazione Magma Events è già 3 anni che in collaborazione con l'Avis, prima l'Avis Olbia e poi finalmente dall'anno scorso anche l'Avis regionale, siamo riusciti a creare secondo me qualcosa di grandioso, perché unire comunque il divertimento alla responsabilità sociale è una cosa molto importante da veicolare a tutti i giovani, considerato che il pubblico del Red Valley Festival diciamo che comprende i primi maggiorenni, quindi tra i 18 e i 25 anni fondamentalmente. Per noi è stata un'occasione molto importante per farli avvicinare a una causa così importante come quella della donazione sanguigna e speriamo che tantissimi giovani riescano ad accorrere e ad avvicinarsi a questo tema così importante che magari in altre occasioni non sarebbe emerso. Da una parte una grande attenzione verso i giovani e dall'altra, tra le iniziative legate alla sensibilizzazione, un messaggio che viene da lontano, nel tempo e nel cuore della nostra terra. Avis regionale Sardegna lancia infatti una nuova campagna di sensibilizzazione che vede protagonisti i centenari dell'isola, simboli di longevità, di saggezza e di valori che attraversano le generazioni. La prima testimonianza arriva dall'Ogliastra, terra nota per l'eccezionale numero di persone ultracentenarie. Noi veramente ci affidiamo alle persone, ripeto, con l'esperienza, con la saggezza di una persona di 106 anni che ha vissuto anche l'esperienza della donazione del sangue. Purtroppo non gli è andata bene, però noi speriamo veramente che con questo spot riusciamo a far commuovere delle persone anche su questo tema.